Sure. Va ora in onda È tutto un magna magna. Cucina all'italiana con Sammy Varin. Ma non è vero, non è vero che è tutto un magna magna. Ci colleghiamo con l'Europarlamento. Qui Europarlamento. E certo, c'è anche la buona politica, la stiamo portando avanti da sempre grazie anche alle vostre proteste che diventano proposte. Un messaggio finanziato con i budget 400 del gruppo Patrioti per l'Europa. Il Parlamento non è responsabile per i suoi contenuti, questa è la dicitura prima di inserire, eccola qua. Silvia Sardone, buongiorno! Ciao a tutti. Grazie, vice segretaria federale della Lega, europarlamentare e consigliere comunale di Milano. Allora Silvia, ormai mancano poche ore, finisce questo 2025, meno male, dice qualcuno. Facciamo dai un bilancio politico di quest'anno per la Lega, che cosa è andato bene e che cosa bisogna ancora lavorarci. Questo bicchiere lo vediamo mezzo vuoto o mezzo pieno? Poi ti chiedo anche cosa fai questa sera, se sei in Piazza Duomo contro i Maranza oppure no. Vai Silvia. Ma guarda, io ti dico, dal punto di vista dell'attività del Parlamento europeo, noi come gruppo ci stiamo facendo valere. È chiaro che siamo all'opposizione ed è altrettanto chiaro che lì la maggioranza purtroppo continua con le politiche portate avanti nel mandato precedente, nonostante insomma non fossero piaciute a tutti gli elettori, dalle politiche agricole. Hai visto quello che è successo sulla PAC, dove vogliono tagliare i fondi. A Bruxelles ci sono state enormi proteste, scontri, proprio perché gli agricoltori non intendono attuare le politiche agricole, né per quanto riguarda la PAC né il Mercosur, che vorrà dire importare tantissimi prodotti dai paesi extraeuropei senza la nostra sicurezza alimentare, senza le nostre caratteristiche. Quindi rompono le scatole ai nostri agricoltori, ma contestualmente vogliono aprire le porte a prodotti che non hanno i nostri criteri di qualità. Per quanto riguarda anche l'automotive, tu avrai visto sicuramente che da un lato c'è stato un piccolo allargamento, non solo all'elettrico per il ban del 2035, ma hanno inserito i biocarburanti e quindi gli fuels, che noi siamo molto contenti, però rimane il ban, quindi le auto a diesel e benzina pure hanno ancora il ban nella vendita dal 2035. Insomma, rimangono anche i limiti delle emissioni previsti per il 2040. Insomma, per tutto quello che è ambiente non è cambiato nulla, poco o nulla. In questo devo dirti che noi come Patrioti siamo stati anche spesso l'unico partito veramente coerente del centrodestra, anche a volte, se era necessario, contestando scelte portate avanti magari in consiglio da ministri del nostro governo, ovviamente non leghisti, perché manteniamo la schiena dritta e vogliamo mantenere il mandato degli elettori, ecco. Quindi cosa ti devo dire? Speriamo che l'anno prossimo si sveglino. Hai visto anche invece per quanto riguarda il tema di politica internazionale, le guerre. Questo è l'anno in cui Trump ha portato la pace tra il processo di pace tra Israele e Palestina. Considera che nessuno della sinistra si è alzato ad applaudire quando è stata firmata l'intesa. E oggi l'Europa è quella che dice inviamo i nostri militari lì, alla Macron, facciamo l'esercito comune alla von der Leyen, ed è quella che però nei tavoli poi importanti è inesistente, perché il ruolo della von der Leyen e del Parlamento europeo
è stato assolutamente nullo. Abbiamo votato 19 giri di sanzioni che, come sai, non sono serviti molto al fine di far placare la guerra. Per fortuna c'è Donald Trump, non c'è più Biden che si addormentava durante le riunioni, ma c'è Donald Trump che sta lavorando per la pace anche tra Russia e Ucraina. Certo. Quindi speriamo che l'anno prossimo ce la porti questa pace, anche perché molte politiche contro la Russia, a partire dai dazi e dalle sanzioni, hanno fatto male soprattutto a nostre imprese che con la Russia lavoravano e lavoravano tanto. E quel mercato non so se lo recupereremo mai, perché come è noto la Russia poi ha aperto collaborazioni con la Cina e altri paesi asiatici, quindi difficilmente quelle fette di mercato non riusciremo a recuperarle ancora. Chiaro, chiaro, chiaro. Una Lega combattiva comunque sarà ancora di più nel 2026. E senti, sul fronte islamizzazione, io scherzavo prima dicendo cosa farà Silvia Sardone questa sera, e sai che molti ascoltatori chiaramente hanno protestato ancora una volta, ma dal 2019 che il sindaco di Milano Sala dice l'anno prossimo sì sì facciamo la festa in Piazza Innanzitutto Duomo. diciamo che io stasera berrò vino e mangerò un po' di maiale, quindi diciamo che non... Ecco, anche perché la Silvia Sardone è quella che sta più simpatica ai Maranza, hai ricevuto minacce a gogo di morte, signori, per dirvi. E che cosa consigli di fare al sindaco di Milano, ma soprattutto ai milanesi? Perché qui c'è paura, sui giornali lo si dice chiaramente, non andate in Piazza Duomo a Milano non è più dei milanesi, è dei Maranza, e molti nostri ascoltatori ci scrivono no, ma io ci voglio andare in Piazza Duomo, ma io sono di Milano, Piazza Duomo è mia, non è di questi Maranza, che poi tra parentesi li chiamiamo Maranza, ma io li chiamo figli del barcone. Quindi gli immigrati di seconda, terza generazione che non hanno ricevuto un'educazione da parte dei loro genitori, o sì, l'hanno ricevuta, è l'educazione della giungla, vivere col macete in tasca, e questa educazione la insegnano ai nostri figli. Sardone, che fare? Guarda, noi abbiamo chiesto come Lega al sindaco Sala di organizzare il Capodanno. L'unica cosa che è stata fatta è quella di contingentare la piazza, ma non c'è nessun tipo di organizzazione. Ha detto che Matteo Salvini delirava perché a Milano c'è l'orologio, quello per le Olimpiadi, e quindi la piazza è utilizzabile. La piazza è utilizzabile per il 75%, quindi per il Capodanno poteva benissimo essere utilizzata. Se non voleva utilizzare la piazza, poteva in Piazza del Duomo, avrebbe potuto fare il Capodanno in qualsiasi altra piazza o parco della città. Lui non ha voluto perché non vuole prendersi la responsabilità di organizzare il Capodanno, non capendo che comunque avrà la responsabilità di quello che succederà non avendo organizzato la piazza. Perché le persone, soprattutto i turisti, si ritroveranno comunque e come ogni anno succederà qualcosa. Purtroppo, e lo dico insomma molto dispiaciuta avendo trovato io la notizia ai tempi, cioè le ultime violenze sessuali non erano uscite e sono uscite in un giornale locale del Belgio. Io le ho recuperate e feci venire fuori le violenze accadute, perché queste turiste erano subito tornate in Belgio dopo essere state insomma aggredite dai Maranza. Ecco, considera che nessuno è stato condannato, anche perché si dice che le telecamere in Piazza del Duomo non fossero correttamente funzionanti. Ecco. Io ricordo ancora in tutto ciò le foto dell'assessore della sicurezza fatte davanti alle telecamere dicendo tutto a posto, questo 2 anni fa, quando poi ci fu una grande violenza di gruppo proprio in Piazza del Duomo, il Tarush Gamea, che in una certa cultura insomma islamica è anche utilizzato contro appunto le donne. Chiaro. Speriamo che non succeda oggi, ma comunque che ci siano, il fatto di organizzare Piazza del Duomo avrebbe sicuramente evitato certe cose.
Certo, è l'appello che ci sentiamo di fare. Andate in Piazza del Duomo, una bella compagnia di ragazze, di ragazzi, stiamo uniti, ok? Salutate un po' le telecamere per vedere se vi stanno guardando, se funzionano soprattutto e naturalmente buon anno nuovo a Silvia Sardone, buon Grazie anche a lavoro! voi, viva la Lega. Grazie. Qui Europarlamento. E qui la voce di Sammy Varin, fa sempre piacere sentire il vice segretario federale della Lega se cercate nei podcast sul nostro sito radiolibertà.net trovate anche Vannacci, trovate Borchia, trovate tutti i rappresentanti della Lega in Europarlamento e li sentirete anche in replica nelle prossime ore. Abbiamo ancora una manciata di minuti, signori, è tutto un magna magna, abbiamo parlato in questi mesi, in questo anno di programmazione il mercoledì alle 12.30 e alle 12, scusate, e la domenica alle 12.30 di tante cose buone da mangiare, di tanti eventi, piccole e grandi sagre, ma oggi parliamo di presepi, signori. Sì, perché è una bella scusa, dopo aver festeggiato l'ultimo dell'anno, uscire di casa e andare a vedere qualche presepio, magari nella città vicino a casa nostra che non conoscevamo e che magari adesso possiamo anche guardare, o magari ci facciamo un weekendino per festeggiare il nuovo anno. Io lo farei, anche perché sono tanti presepi particolari che ci sono in giro per l'Italia. Vi faccio qualche esempio. Ad esempio, Trentino Alto Adige, Zanolin di Ziano di Fiemme, siamo in provincia di Trento, signore, una piccola frazione di Ziano di Fiemme. Qui il Natale non si concentra in una piazza, ma si dilata lungo un sentiero che attraversa il bosco. Abeti, larici con il loro profumo resinoso diventano custodi di un cammino che è insieme passeggiata e meditazione. Bello meditare i primi giorni del nuovo anno. Una stella cometa tracciata come segnaletica accompagna i passi, una guida discreta che invita a seguire il filo della luce tra tronchi e radure in cerca di un mistero che si svela poco a poco. Signori, Zanolin di Ziano di Fiemme, in provincia di Trento, il presepio nel bosco. Ma un po' da tutte le parti in Trentino ce ne sono di stupendi, proprio in mezzo ai boschi di presepi, alcuni anche viventi. Ma in Friuli Venezia Giulia, a Spilimbergo, c'è il presepe di mosaico. Nella cornice scenografica di Piazza Duomo, a Spilimbergo, tra le facciate medievali e rinascimentali che custodiscono memorie di secoli, si apre la natività rivestita di mosaico di Spilimbergo. Ma ce n'è un altro a Polcenigo, sempre in provincia di Pordenone, a Pofabro, e in Veneto, signori, visto che è anche vicino alla Lombardia, a Milano, c'è il presepe sommerso a Peschiera del Garda, provincia di Verona. No, niente Gardaland che fa freddo. Andiamo a soffrire il freddo guardando il presepe sommerso di Peschiera del Garda. La bellezza affiora dal fondo verde del canale, dove il tempo si fa più lento e la luce si sgretola in scaglie mobili. Di lì, poco sopra la sabbia che trattiene il segreto dell'acqua, un presepe attende come una conchiglia aperta. Le figure forgiate nel metallo hanno una regalità sommersa, non cercano l'occhio, non inseguono l'applauso, sanno che verrà chi sa sostare sul ponte, chi ha la pazienza di lasciare decantare lo sguardo. Bello, signori, molto romantico. Sempre in Veneto, a Venezia, Cavallino Tre Porti, sul palmo d'acqua della laguna tra barene e canali, un altro presepe si distende come un arcipelago paziente. Sempre in zona a Padova, il presepe di Villa del Conte somiglia a un romanzo corale, si attraversa fermandosi a capitoli, tornando indietro, cercando collegamenti nascosti tra le pagine. Se siete in zona, presepe di Villa del Conte. Ma signori, ci sono un fracco di appuntamenti per uscire di casa e fare un giorno dalla mattina alla sera
mangiando anche qualche cosa di buono localmente, a caccia di presepi. A Crema, in provincia di Cremona, c'è il presepe dei Sabbioni, il presepe all'odore del legno vivo e dei panni stesi ad asciugare, il passo degli zoccoli sulla ghiaia, la calma di una giornata d'inverno che si fa tardi. Qui si entra in un tempo sospeso in cui la vita contadina è restituita come un alfabeto di gesti. Il taglio del pane, il lago che morde la stoffa, la carezza al cavallo prima di rientrare nella stalla. La natività non è isolata su un più di stallo, è circondata da stanze che parlano piano, da botteghe dove la voce del lavoro ha il tono della necessità. C'è una chiesa con la porta socchiusa, una scuola con le lavagne annerite, un negozio di fiori. Il presepe dei Sabbioni vi aspetta a Crema, a 2 passi da Cremona. Un po' più imboscato, ma anche lì, signori, se per caso andate verso la Valtellina a caccia di terme, magari a Bormio, un po' prima c'è la Val Tartano. Certo, e c'è il Gran Presepe nel Bosco. Il sentiero della Val Tartano comincia prima dei passi, comincia nel decidere di salire. L'aria si fa tersa, il bosco accoglie senza complimenti, il torrente scorre con un'ostinazione antica. Tra i pini all'improvviso compaiono figure di legno. Il presepe qui è un itinerario, non c'è vetrina, non c'è ribalta, c'è terra, c'è odore di resina, fruscio di aghi sotto gli scarponi. Ogni scena è un barco, la donna curva che raccoglie fascine, il contadino al ceppo, un cane accucciato, un bambino che si fa largo in un mondo troppo grande e troppo giusto. Val Tartano, provincia di Sondrio. Tra i presepi nel nord Italia c'è quello di Rescia, in provincia di Como, le grotte di Rescia, un Natale nel ventre della terra. Scendere nelle grotte di Rescia è varcare una soglia. Qui le stalattiti, le stalagmiti conservano il tempo, goccia dopo goccia. Tra queste architetture lente si apre il presepe, non appoggiato alla roccia, ma nato da essa. Piccole scene abitano con discrezione le cavità, come se la grotta avesse deciso di offrire un grembo al racconto. Lì dentro le luci suggeriscono, percorrono i profili umidi, si fermano sui dettagli che la superficie liscia amplifica. Le grotte di Rescia, in provincia di Como. Sempre nella provincia di Como c'è il Cavaller Maggiore. A Cavaller Maggiore, non sapevate, esiste un paese che si chiama così, ignoranti? Il presepe si percorre, si abita, si lascia abitare. Lo spazio ampio accoglie vicoli e piazze, grotte e campi, con una cura che chiama. Le statue antiche con gli occhi di vetro hanno quello sguardo che interroga la vita. I loro volti chiedono presenza. Scolpite nel legno, portano con sé il peso dell'epoca e la freschezza del gesto. Accanto, figure più giovani, meno rifinite, ma altrettanto sincere, compongono la comunità come in un coro dove la voce solista e il mormorio di fondo hanno lo stesso valore. Cavaller Maggiore, provincia di Cuneo, ho sbagliato prima, non è Como, è Cuneo, siamo in Piemonte, belli imboscati, un po' meno a Torino, signori, da Torino siete in tantissimi ad ascoltarci e saprete o no che c'è il presepe Luzzati ai giardini di Piazza Cavour. Il tratto di Emanuele Luzzati ha la grazia delle cose necessarie, poche linee, colore pieno, ironia lieve, nei giardini di Piazza Cavour a Torino. Il suo presepe si dispiega come un teatro all'aperto, dove le sagome illuminate ritrovano la loro infanzia. Accanto ai personaggi della Natività appaiono figure di fiaba, come a dire che la verità ha bisogno anche del gioco. Le tavole senza prospettiva, la scelta della semplicità descrive il coraggio dell'essenziale. Il presepe di Luzzati ai giardini di Piazza Cavour a Torino. Lì vicino c'è Cavoretto.
Caporetto racconta il Natale come si racconta una storia del paese insieme. Lungo il pendio la sequenza delle figure sembra un corteo che ha deciso di fermarsi per farsi guardare. Oltre 60 presenze a grandezza d'uomo vestite con stoffe che profumano di armadi buoni e di mani che sanno fare. Qui la comunità è il soggetto. Bambini dell'asilo, ragazzi dell'oratorio, artigiani, commercianti, ognuno ha messo qualcosa e si vede. Le figure mostrano l'attenzione, la cura e l'imperfezione diventa calore. Il presepe di Cavoretto in provincia di Torino. Oh ragazzi, in Val d'Aosta non ci andate? Eh sì, dalla mattina alla sera, mica spendere per fare un weekend, posso capire, i prezzi in questi giorni sono molto alti, ma dalla mattina alla sera da Milano arrivare all'inizio della Val d'Aosta, che saranno 2 ore, ma neanche. A Bard, che è proprio all'entrata della Valle d'Aosta, c'è il grande presepe provenzale. Nel silenzio solenne della cappella del forte, il presepe provenzale si apre come un libro di pietra ed argilla. Non è una semplice scena sacra, è un villaggio intero che respira con le sue case basse, le piazze assolate, le botteghe odorose di pane e spezie. 80 metri quadri diventano un piccolo mondo abitato da più di 250 figure che inseriscono il Natale in un tessuto di vita quotidiana. Bella idea, il presepe di Bard, proprio all'entrata della Valle d'Aosta. A Pontei, il presepe d'Antan di Serafina Servo di Dio, sempre in Valle d'Aosta. Il presepe è memoria che si muove. Tra le sue figure la natività si intreccia con un mondo che non c'è più, quello contadino degli anni 50, fatto di stagioni nette, di getti precisi, di comunità che si riconosceva nei campi e nelle stalle. Bello anche il presepe di Pontei, siamo in Val d'Aosta. Siete già passati sicuramente d'estate da Antagnod? Beh, è il caso di passarci anche adesso. C'è tempo fino alla Befana, il paese dei presepi diffusi, Antagnod, piccolo borgo che sembra custodire il respiro delle Alpi. Qui il Natale si diffonde come una voce che passa di casa in casa e la gente a costruirlo, a interpretarlo, a reinventarlo ogni volta, nelle finestre delle abitazioni, negli angoli delle vie, dentro le stalle e perfino sui davanzali dove il ghiaccio lascia arabeschi di vetro. Qui il presepe è consuetudine, un atto che si ripete ogni anno e che ogni famiglia plasma a suo modo, con creatività e affetto, restituendo alla comunità un mosaico di immagini diverse ma coerenti. Presepe di Antagnod in Val d'Aosta. Da non perdere, certo, è in Liguria, provincia di La Spezia, Manarola, il presepe più famoso e più grande della Liguria. Copre infatti tutta la superficie della collina di Manarola. Anche vicino a Genova c'è Viganego di Bargagli. Avrò sbagliato sicuramente, Viganego, un piccolo bosco di Viganego alle porte di Bargagli, Genova. Il presepe si affida al respiro silenzioso degli alberi, al profumo della terra bagnata, al fruscio leggero delle foglie. Anche a Genova città c'è il presepe del santuario della Madonnetta sulle colline di Carbonara. Insomma, se poi scendete un po' più giù, a Cervia c'è il presepe di Sale, a Cesenatico il presepe galleggiante sulle imbarcazioni del Museo della Marineria, a Bologna l'adorazione dei magi. Ragazzi, non siamo chiusi in casa, eh? Ok, i Maranza ci sono, ma usciamo, magari non questa sera, ma nei prossimi giorni. Cerchiamo di dare vita ancora alle nostre tradizioni e continuiamo ad amare e a difendere le nostre terre. E un buon anno nuovo 2027, 2028. In che anno siamo? Scusa, è solo 2026. Io pensavo alla pensione. Grazie a tutti quelli che ci seguono, in tantissimi ci amano, ma anche in moltissimi ci odiano. Che bello essere odiati, ma essere ascoltati. Grazie a chi ci aiuta attraverso il conto corrente postale 37671294 o attraverso il sito internet radiolibertà.net. Grazie a coloro che lo hanno fatto o che lo faranno in questi giorni o che ci verranno a trovare, perché ragazzi domani siamo chiusi, vabbè, ma poi si ritorna in onda tranquillamente in diretta. Grazie a tutti i tecnici e ai nostri registi
Natalia in primis, che oggi è presente più che mai. Beh, buon anno nuovo, fate i bravi, ci risentiamo presto. Avete ascoltato È tutto magna magna,